per convincere sempre più sacerdoti a uscire per dire la verità, perché qui, come lei vede purtroppo, con sgomento, siamo circondati da una pseudo-intelligenza cattolica che è passata in blocco al nemico, è passata all'usurpatore antipapa agnostico e fa il suo gioco. Quindi anche questi piccoli gruppi, piccole parrocchie, piccoli santuari, prima di far capire loro che cosa è successo, guardi, è una fatica che nemmeno quella di Sisifo o di Ercole. Qui c'è bisogno di gesti forti. Voi siete tedeschi, quindi siete molto razionali, logici, eccetera, ma questo è il paese dell'8 settembre, il paese degli spaghetti. La gente pensa solo a divertirsi, a mangiare, a bere. C'è bisogno di parole forti, di gesti forti, perché sennò qua non ce la facciamo. La prego, rimanga sotto i riflettori, ha decine di migliaia di persone pronte a sostenerla. Don Minutella si è pure detto recentemente a dare asilo politico a tutti i prelati che vogliano cercare protezione, conforto, una casa, un alloggio, una sicurezza, per convincere sempre più sacerdoti a uscire per dire la verità, perché qui, come lei vede purtroppo, con sgomento, siamo circondati da una pseudo-intelligenza cattolica che è passata in blocco al nemico, è passata all'usurpatore antipapa agnostico e fa il suo gioco. Quindi anche questi piccoli gruppi, piccole parrocchie, piccoli santuari, prima di far capire loro che cosa è successo, guardi, è una fatica che nemmeno quella di Sisifo o di Ercole. Qui c'è bisogno di gesti forti. Voi siete tedeschi, quindi siete molto razionali, logici, eccetera, ma questo è il paese dell'8 settembre, il paese degli spaghetti. La gente pensa solo a divertirsi, a mangiare, a bere. C'è bisogno di parole forti, di gesti forti, perché sennò qua non ce la facciamo. La prego, rimanga sotto i riflettori, ha decine di migliaia di persone pronte a sostenerla. Don Minutella si è pure detto recentemente a dare asilo politico a tutti i prelati che vogliano cercare protezione, conforto, una casa, un alloggio, una sicurezza. Sempre parola d'amore.